Preoccupano molto le scritte che sono comparse ancora una volta di matrice Novax, stavolta addirittura nell'ambito dell'ospedale. Chi attacca la scienza, chi attacca in questo caso addirittura i medici compie un atto gravissimo, perché abbiamo visto durante la pandemia il ruolo fondamentale svolto dagli operatori sanitari, non soltanto dai medici, nel salvare le vite e soprattutto come la scienza ci abbia salvato. L'attacco dei Novax è avvenuto nuovamente durante il fine settimana, imbrattata soprattutto la zona di ingresso dell'ospedale e contra San Bortolo, prospiciente la scuola infermieri. Vandali che si firmano con un simbolo del movimento Vivi, tratteggiato in vernice rossa, una W all'interno di un cerchio. In questa zona numerose le superfici che sono state vergate, dalle pareti esterne del nosocomio ai cartelli appesi fino alle pensiline e alle tabelle degli orari degli autobus. Un rapido blitz, un logo infatti sembra non essere stato completato, forse perché gli autori potevano essere in procinto di venire scoperti. Alcune scritte sono già state rimosse, ma l'attacco ha interessato altre zone della città, come quella del cimitero. Sarebbero state decine le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine durante il weekend. Un fatto deprecabile, non nuovo e che si ripete sempre più frequentemente. Il 25 aprile era stata colpita la scuola elementare Lioi in Viale della Pace. Qualche mese fa furono imbrattate le sedie dei sindacati e di alcuni partiti politici, gesti che vengono compiuti in coincidenza con le festività nazionali. Quindi la condanna è ferma, è fortissima e l'auspicio è anche che venga subito individuato il responsabile e che ci sia un'attività di indagine che ci porti a capire chi si è macchiato di questo gravissimo atto.